Un'attività di controllo del territorio che ci ha portato ad un grosso sequestro di sostanze stupefacenti, 1,2 kg, sono un'importante quantità di cocaina sequestrata a Conegliano. Noi riteniamo che questa sostanza stupefacente servisse per un mercato coneglianese e che gira avrebbe fruttato qualcosa come 120-130 mila euro sul mercato. Era un passeggino del nipotino e la droga era occultata sotto il seggiolino e all'interno di un borsello di colore nero. È stato sequestrato anche un bilancino di precisione e un coltello che servivano per il confezionamento della sostanza stupefacente. All'esito del narcotest è risultata pura. Verificheremo anche attraverso dei controlli e le analisi qualitative e quantitative che verranno fatte dal laboratorio di analisi sostanze stupefacenti dei Carabinieri. Sicuramente i clienti erano nella zona, stupisce il fatto che è un mercato che non conosce crisi, quello della cocaina nel coneglianese e nella Marca. Sicuramente è un sequestro importante che non ha precedenti, almeno negli ultimi anni qui nella Marca. 1,2 kg di cocaina dimostra che il mercato è ancora fiorente, probabilmente c'è anche una domanda in crescita, ma riteniamo di aver stroncato un canale di approvvigionamento importante, almeno qui nella provincia di Treviso. Sì, come tutta la provincia, tutte le città sono attenzionate. Ecco, mi preme dire che naturalmente il risultato di questa operazione è da correlare al controllo del territorio, tant'è che siamo partiti da un sequestro estemporaneo di sabato sera con l'arresto di un altro soggetto per risalire poi nell'immediatezza a questo grosso quantitativo e all'arresto di un'altra persona che riteniamo avere un ruolo importante nella Marca.